Un successo in crescendo, quello ottenuto dal torneo internazionale di calcio dedicato a Gaetano Scirea in questa seconda edizione. La prima edizione, quella dell'anno passato, era iniziata un po' in sordina, tra qualche scetticismo. Quest'anno è diventato presto un appuntamento atteso con una certa ansietà. Lo Juventus Club ha fatto le cose in grande, chiamando a partecipare formazioni che hanno dato lustro alla manifestazione, facendo crescere il livello ed esaltandone i valori di un motto, quello delle lealtà nello sport, che in campo i ragazzi partecipanti hanno saputo rispettare nel nome di Gaetano Scirea. Buon successo di pubblico, spettacolo in campo con un livello qualitativo per i valori espressi sul terreno di gioco veramente sorprendente, dove si giudica la giovane età dei giocatori al di sotto dei 16 anni. Durante la settimana abbiamo seguito costantemente l'andamento di questo interessante torneo, ma ora, in conclusione, sarà bene fare una breve cronistoria per coloro che non hanno avuto la bontà o la possibilità di seguirne lo svolgimento giorno per giorno. 6 le squadre partecipanti, l'Atalanta che nella passata edizione, la prima, si assicurò il trofeo. Il Real Madrid, altro club blasonato, già presente nella prima edizione, è tornata volentieri anche per questa seconda edizione. Poi le novità, una formazione venuta da oltreoceano, il Racing di Buenos Aires, giunta anche per contribuire a smorzare dissapori sorti nel mondo del calcio tra l'Italia e l'Argentina negli ultimi mondiali. Lo Stoccarda, formazione tedesca di una città dove vivono numerosi italiani per lavoro e i figli di qualcuno di loro era schierato in campo, poi ancora il Bari, dalle grandi tradizioni calcistiche in questo nostro bistrattato meridione, e infine la Virtus Lucania, formazione giovanile della città di Matera, un gruppo di promettenti ragazzini. Il via nel primo pomeriggio di lunedì, con una suggestiva cerimonia di inaugurazione curata dai bravi scout dell'Asso Rider, molto attivi nel collaborare in questa seconda edizione. Un segno di fratellanza e di amicizia nella loro rappresentazione, rivolto a tutti i giovani del mondo legati allo sport. Un inizio vibrante e suggestivo, commentato positivamente anche dal primo cittadino Saverio Acito. E questa fratellanza tra i giovani che credo vada accolta, recepita e valorizzata. E probabilmente se noi grandi riuscissimo a essere di nuovo bambini, molte cose le faremo anche meglio. Quindi magari l'esempio dai più giovani per cercare che i grandi li imitino. Certamente, questi ragazzi sono incredibilmente così da apprezzare, sono bravissimi e vedi, un messaggio di pace, un colombo che vola, un altro ancora, bene, di qui parte questo messaggio. Speriamo di saperlo cogliere. Poi la parola è passata al campo, prima gara e primi applausi per l'Atalanta che ha subito mostrato sul campo le sue intenzioni, battendo piuttosto vistosamente la Virtus Lucania per 8-0. Consistente il divario tra le due formazioni, ma occorre dire che per i ragazzi materani pur volenterosi ha giocato molto la differenza di età, una media di circa 2 anni che in questa categoria si nota facilmente. Nella seconda gara il Real Madrid regola il Bari con un secco 4-1 al termine di una gara dove i ragazzi baresi, malgrado il passivo, non sfigurano di certo. La seconda giornata del torneo è altrettanto intensa. Nota di rilievo al di fuori del campo l'arrivo a Matera di Mariella Scirea, la vedova di Gaetano, una conferenza stampa con i rappresentanti dei club Juventus di Basilicata e una giustificazione per non essere stata presente anche nella prima edizione. In effetti io avevo promesso già l'anno scorso che senza dubbio quest'anno avrei cercato in tutti i modi di poter essere qui presente. Il signor Trombetta e tutti gli organizzatori forse non ci credevano, però con l'aiuto appunto della società della Juventus ho deciso di poter partecipare. Le parole della signora Scirea diventano anche una giustificazione per la grande assente di questa seconda edizione, la Juventus, già impegnata in altro torneo. Le gare della seconda giornata vedono la simpatica formazione dello Stoccarda, altra sorprendente e positiva novità, battere la Virtus Lucania per 4-0 e subito dopo ancora un illustre arrivo al 21 settembre, in occasione dell'esordio del torneo della formazione argentina del Racing. Pedro Prondio. Certo, fa piacere perché anche io sono stato giovanile, ho giocato anche in queste categorie, allora per me fa sempre piacere, anche perché c'è stata una squadra argentina, allora sicuro il doppio l'interesse per venire. So che porti il messaggio di Dino Zoff. Sì, lui sicuramente non ha potuto venire,
visto che abbiamo tantissimi problemi, anche lui no, ha dovuto allenarsi con quelli che non hanno giocato domenica, allora vabbè, vengo io in rappresentanza anche sua e porto anche gli auguri di un buon campionato anche di questa buona manifestazione che ha fatto la città di Matera. Gli animi dei ragazzini e non solo di quelli si infiammano e il pubblico si scalda sia per la presenza di Trollio in campo che di quella di Mariella Scirea sugli spalti, per assistere a un'altra gara di buon livello, quella tra Bari e Racing, terminato poi in parità 0-0. Terza giornata 27 marzo, in una città come Matera il calcio non è certo trascurato. È il caso della scuola calcio del Matera Sport, che si pratica in un impianto, guarda caso, dedicato proprio a Gaetano Scirea, che la signora Mariella nella mattinata è andata a visitare. E la signora Scirea è rimasta entusiasta dell'accoglienza riservata. Un velo di commozione è passato sul suo viso quando ha ringraziato dirigenti e operatori nel ricordo di suo marito. Nel pomeriggio, in serata, l'Atalanta riconfermava la sua buona vena, superando con una certa fatica, per la tenace resistenza dei ragazzi dello Stoccarda, i tedeschi per 2-0. Subito dopo due grandi scuole a confronto, il Real Madrid e il Racing di Buenos Aires, in una gara tecnicamente valida a cui viene a mancare solo il gol. Finisce 0-0. Per effetto di questi risultati escono di scena la Virtus Lucania e il Bari, mentre alle semifinali le altre vengono accoppiate così: Atalanta contro Racing e Real Madrid Stoccarda. L'organizzazione, impeccabile ancora una volta, premia però tutte le formazioni partecipanti alla stessa maniera, in una simpatica cerimonia in un noto albergo cittadino. Unica differenza sarà il trofeo che verrà assegnato al primo classificato. Tutte le altre saranno considerate seconde classificate. 29 marzo semifinali, giusto per dare una graduatoria. L'Atalanta ancora una volta si impone al Racing per 2-0 e si propone per la finale con un ruolino di marcia invidiabile, 12 reti all'attivo e nessuno al passivo. Nell'altra gara il Real Madrid regola con un veemente secondo tempo lo Stoccarda, superandolo con il punteggio di 4-1. Argentini e tedeschi dovranno accontentarsi delle posizioni di rincalzo. E per tali posizioni il torneo si sposta a Policoro, dove il Racing a sua volta deve ancora una volta faticare per aver ragione dello Stoccarda. 3-1 il risultato finale per gli argentini, che si classificano così al terzo posto. Ed ora tutto è pronto per la finale tra Atalanta e Real Madrid. Chi porterà a casa il secondo trofeo Gaetano Scirea, nel segno della lealtà nello sport e di questa sorprendente città di Matera? È stato questo l'episodio culminante e determinante della seconda edizione del torneo internazionale Gaetano Scirea e che è costata la Coppa al Real Madrid. Poi la sequenza dei calci di rigore ha favorito l'Atalanta, che visse così il successo già ottenuto nella prima edizione. E a suggellare il successo è stato proprio quel Morfeo che già lo scorso anno destò una certa impressione, del resto riconfermata anche in questa occasione. Alla fine grande gioia dei ragazzi bergamaschi e comprensibile scoramento tra gli spagnoli. Sentiamoli in queste interviste. Ma siamo stati aiutati questa sera dalla buona sorte e i calci di rigori. Sulla partita il campo aveva decretato la parità dei valori in campo e la buona sorte è stata dalla nostra parte sulla sfida ai calci di rigore. Anche perché bisognava vincere o fare almeno qualcosa per rimediare un po' questa partita che si è conclusa ai calci di rigore, è andata bene. E ai calci di rigore hai avuto qualche timore? Sì, c'è sempre un po' di timore, però devo dire che c'è anche una parte dentro che cerca di far bene, di pararli. Niente, ho giocato nelle mie possibilità, niente più, niente meno. L'anno scorso ero più piccolo, quest'anno avevo la stessa età e ho fatto semplicemente le stesse cose. Quale differenza hai riscontrato tra il primo torneo, la prima edizione e questa seconda edizione? Ma la prima edizione non sapevo com'era e ero più piccolo e mi trovavo un po' in disagio con i compagni. Adesso che avevo la stessa età e sapevo com'era il torneo, non vedevo l'ora di venire qui a Matera per vincerlo ancora. Cosa hai provato quando hai segnato l'ultimo rigore? Una gioia e mezza perché l'anno scorso l'ho sbagliato. Sí, yo pienso que ha habido dos grandes equipos y es una lástima que se haya llegado a los penaltis.
Un peccato che si sia arrivati ai rigori perché ci sono due squadre bellissime. A un punto dal termine pensava forse di aver conquistato questa coppa con quel rigore un po' sbagliato dal suo giocatore. Sí. Es una pena, pero son niños de 14 o 15 años que hay que estar ahí para hacer el gol. Sono ragazzi di 14-15 anni e bisogna stare lì nei suoi panni. Comunque è soddisfatto della prestazione della sua squadra, della prestazione così complessiva del torneo, a parte questa finale? Ha sido una organización perfecta y unos grandes equipos. Sono stati delle grandi squadre e l'organizzazione le è sembrata perfetta. Ci rivedremo l'anno prossimo? Si nos invitan, con mucho gusto. Sí, porque nosotros veníamos con la ilusión de quedar campeones del torneo. Sono venuti con l'illusione di vincere questo torneo. Bene, a parte l'illusione, come ti senti adesso dopo questa partita? Come ti sentite después de este partido? Me siento pues un poco triste por no haber quedado los primeros, pero de todas formas habrá más. No hay que perder la ilusión, hay que seguir intentándolo. È un po' triste, però bisogna sempre continuare e avere sempre la speranza. Quindi non pensi che nel calcio anche bisogna accettare sia le vittorie che le sconfitte? Nel football è necessario accettare Sì. Sì. Auguri. Anche questa seconda edizione va quindi in archivio. La manifestazione ha avuto un buon successo, con soddisfazione di tutti coloro che hanno collaborato, ma anche degli amministratori cittadini. Ma io non ho vissuto tutto il torneo, ho visto quest'ultima partita e mi è parso di aver visto molta gente partecipare, e questo è il segno più evidente, più tangibile della partecipazione. Poi anche c'è stata una maggiore attenzione da parte dei mass media, la informazione ha circolato, per cui tutto il resto dell'interesse sportivo credo che si sia in qualche modo rivolto anche su Matera, e questo è un segno positivo. E poi aspetteremo di sentire un po' i risultati anche dagli organizzatori, per vedere se hanno trovato anche loro quella soddisfazione che si aspettavano e che è giusto che inseguissero e che ottenessero. Beh, io penso che una manifestazione così bella non ha bisogno di commenti, è stata una manifestazione all'insegna della lealtà, dello stile e della tecnica di questi giovani campioncini che tanto più in erba non sono, in quanto io credo che prestissimo li vedremo protagonisti su campi ben più importanti. Spero che la terza edizione sia così bella e così organizzata bene, e quindi rendiamo merito al comitato organizzatore, specialmente a Luciano Trombetta, che si è tanto prodigato, e l'amministrazione è stata veramente molto vicina perché questo risultato venisse favorito così come è stato. Le parole conclusive sembra d'obbligo affidarle proprio a Luciano Trombetta, presidente dello Juventus Club, organizzatore del torneo. Devo dire che la gente ha risposto in pieno, la gente è stupenda, la gente ha capito il motivo, la tematica della lealtà, quello che proponiamo, ed è questo il maggior successo, credo, di questo torneo. Quindi soddisfatto di tutto l'andamento, di tutto come sono andate le cose? Io, per quanto riguarda l'organizzazione, credo che ormai poco possiamo sbagliare, no? Ma sapete perché? Perché ci sono mesi di lavoro dietro, ci sono mesi e mesi di lavoro, di carte, di pensieri, di telefonate chilometriche, brevi, di ansie, di pianti. Cioè non vuole essere un discorso alla libro cure, ma veramente questa è la Coppa Gaetano Scirea per noi di litigi fra di noi, fra noi organizzatori. È la cosa migliore che ci viene ripagata, e questa è la seconda edizione, da questo stupendo pubblico, perché sono convinto, quando sentì l'applauso alla Mariella Scirea, che oltre alla sonorità che non riuscivo a percepire per il grado di emotività personale, però sentì un calore in quell'applauso. Evidentemente la gente di Matera, che io veramente definisco stupenda, siamo un popolo stupendo, quando parlo di Matera tutta la provincia, i paesi limitrofi, hanno recepito benissimo il messaggio, e forse sento l'importanza di questo appuntamento annuale, perché grazie a questa Coppa possiamo anche far vivere momenti di gioia, sì è vero, ai materani, momenti di gloria ai ragazzi che partecipano, il richiamo turistico per Matera, ma possiamo anche far vedere che noi non siamo secondi a nessuno, un po' quell'umiltà lucana che deve comunque rimanere a
deve essere sempre significativo nella nostra manifestazione, però ci sprona a fare meglio. Bene, grazie Luciano. Grazie a te, grazie a voi.